E l'energia è anche direttamente correlata con la qualità della vita, ma qualità della vita intesa non come girare con la Porsche piuttosto che avere il condizionamento in una giornata umida d'estate, ma qualità della vita in termini di benessere, di mortalità infantile, di accesso alle cure mediche. Questo diagramma da questo Human Development Index, è un indice diciamo delle Nazioni Unite, che misura sostanzialmente più grande è e migliore la qualità della vita appunto in termini di salute, benessere e così via, ed questo viene riportato in funzione della disponibilità di energia pro capite all'anno e come potete vedere indubbiamente le economie, i paesi che dispongono di maggior quantità di energie corrispondono a questo indice della vita migliore, ma questo ripeto non è un indice effimero, è un indice vero, insomma, cioè che misura quelle cose che sono importanti per appunto la qualità della nostra vita. E anche di nuovo per diciamo tornare a questo discorso di principi di termodinamica, che anche questo può essere curioso, insomma, domani se magari qualcuno di voi ha occasione di incontrarli o se i vostri figli magari li studiano, potete anche raccontargli che sono veri, hanno poi una ricaduta reale. Tutta l'energia, nel primo principio uno dice vabbè ma l'energia si conserva, no? Che problemi ci sono? Il problema è che usare l'elettricità o usare come si chiama, la legna o usare ancora peggio lo sterco fa una bella differenza. Si usa usare questa scala dell'energia, più gradini salite migliore la qualità dell'energia. Ci vuole molto, no? Perché l'energia elettrica la attacchiamo lì, prima ho chiesto se potevo attaccare il mio computer, abbiamo messo la spina dentro, lì disponibile, sempre pronta, basta solo mettere le dita nella presa o non fare la doccia con l'asciugacapelli acceso, ma no, è lì pronta. Già il gas è un po' più scomodo, dovete stare attenti a non dimenticarlo acceso. Il petrolio, beh, insomma, non è bello annusare, no? Il gas di scarico di una macchina e via via, no? Nei paesi in via di sviluppo i combustibili solidi originano circa il 5% delle malattie, cioè la qualità del combustibile che avete a disposizione è di nuovo un grande, diciamo, un indicatore abbastanza importante di quanto salutare può essere la vostra vita. Quindi chiudiamo un po' questa, ci siamo anche con i tempi, direi questa lunga introduzione, queste prime due fermate della nostra chiacchierata, no? Allora, se noi parliamo in termini di sviluppo sostenibile, parola di cui si sente molto parlare, chiaramente è uno sviluppo sostenibile, cioè che può durare nel tempo. Sostenibilità significa uno sviluppo sostenibile significa uno sviluppo qualcosa che ci permette di svilupparsi senza compromettere alle generazioni future la possibilità di farlo. Richiede quindi fonti energetiche accessibili, equamente distribuite, di limitato impatto ambientale e capaci di soddisfare un bisogno mondiale in continua crescita. Allora, e qui arriviamo quindi a come si produce questa energia, no? E arriviamo poi al tema della serata. Non che quello che vi ho detto fino adesso non c'entrasse niente, spero, no? Ma comunque veniamo un po' a quello di cui anch'io personalmente un po' di più mi occupo. Allora, nel titolo della conferenza di stasera, della storia di questa sera, c'era la parola nucleare. Allora, se uno associa energia, sostantivo energia e l'aggettivo nucleare, pensa subito male, perché pensa alla fissione, no? La prima cosa che viene in mente ovviamente è Fukushima. Però non c'è solo la fissione quando si parla di energia. E anche qui permettetemi di spendere due parole di nuovo per raccontarci da dove viene questa energia nucleare, no? Allora voi prendete un pezzo di materia, un pezzo di tavolo, ci guardate dentro e trovate che è fatto di atomi. Sono tanto piccoli, dopo vi dirò anche quanto, ce ne sono molti, ma se guardate un atomo vi accorgete che la storia non è finita. L'atomo ha un nucleo interno, piccolo piccolo, che è diciamo almeno circa 1 miliardo di volte più piccolo, 1 milione di volte più piccolo, scusate, di un elettrone, di un atomo, e attorno, come una specie di sistema solare, c'è questi elettroni che ci girano intorno. E se poi guardiamo all'interno, il nucleo è fatto di neutroni e di protoni che
che lo compongono. Dopo, vabbè, se fosse un fisico delle alte energie, vi direi che qui dentro ci sono i quark, ci sono un sacco di altre cose, ma insomma possiamo fermarci qua anche perché poi è finita la lavagna. Ecco, un atomo è molto piccolo, ma tanto piccolo, dicevo, è grande 1/10 di miliardesimo di metro, può essere un po', è piccolo, 1/10 miliardesimo di metro vuol dire una roba tanto tanto piccola, però perché vedremo è importante l'energia nucleare, perché è così efficace in qualche maniera, perché di atomi ce ne sono tanti. Se prendete questa bottiglia di acqua, questa è 1,5 litri, insomma non sbagliamo tanto, in 1 litro d'acqua ci sono quanti atomi? Beh, contate sti zeri, sono 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, sono 25 quasi zeri, no? Sono veramente tanti atomi con uno davanti. Fate il conto, lo paragonate a 7 miliardi, qui ce ne sono solo 9 di zeri di abitanti del pianeta. Vabbè, adesso questo forse un po' non è proprio non sono i giorni adatti da paragonarlo, da fare sti conti, ma comunque anche il prodotto interno lordo dell'Italia sono 1500 miliardi di euro e qui di zeri ce ne sono una dozzina, insomma, sempre molti di meno di questo. Ci immaginiamo qualcosa che è veramente tanto. Voi i capelli in testa, vabbè, insomma, esattamente non per tutti, ma insomma comunque in testa avete circa 100.000 capelli. Di nuovo rispetto al numero di atomi che avete in una bottiglia d'acqua sono pochini, no? E allora ecco perché dai nuclei si ricava energia, cerchiamo di vederlo. Come vi raccontavo, c'è questo nucleo interno, questa specie di centro attorno a cui ruotano gli elettroni, si chiama nucleo, diciamo, è fatto di neutroni e di protoni, e quando voi bruciate il petrolio, cioè quando ricavate energia chimica, perché la combustione è energia chimica, sostanzialmente modificate le proprietà, diciamo, delle molecole, o sostanze di qualcosa che ha le dimensioni anche più grandi di atomi. Quando andate a utilizzare energia nucleare, produrre energia nucleare, andate a modificare le proprietà di questo oggettino piccolo che si chiama nucleo. Come lo fate? Come potete modificarlo? Beh, in maniera, insomma, la natura ha abbastanza poca fantasia, i fisici ancora meno, da questo punto di vista, o lo rompete, prendete il nucleo, lo rompete in due, ed è il principio il principio della fissione termonucleare, scusate, della fissione nucleare, che è il processo che funziona attualmente nei reattori oggi in funzione. Oppure unite, anziché rompere in due un nucleo pesante, ne unite due piccoli, e attraverso il processo della fusione che utilizza come combustibile l'idrogeno. Ed è quello appunto di cui andrò a parlarvi. Ma ancora una volta, sempre in questo nostro percorso, diciamo due parole, stasera siamo qua per parlare di energia, in particolare di energia nucleare, diciamo due parole anche sulla fissione, di cui abbiamo sentito parlare molto, no, in questi tempi. La fissione, dicevo, sostanzialmente significa prendere un nucleo di uranio, bombardarlo, cioè lanciarci contro un proiettile che è un neutrone, nella fattispecie spezzarlo in due. Per il fatto di spezzare in due questo nucleo, una parte della massa viene convertita in energia e da questa fissione, da questa rottura, si sprigiona proprio l'energia che alimenta le centrali nucleari tradizionali. Quella in sottofondo è la centrale di Flamanville, che è un posto tra l'altro meraviglioso sulla punta estrema della Normandia, in Francia. Qui ci sono due reattori a fianco già in funzione, il posto non è meraviglioso, la centrale, voglio dire, è il mare che c'è intorno, intendo dire. Non sono così matto a pensare che una centrale nucleare sia il posto dove andare a fare vacanze, ecco. Però il mare è veramente bello, e c'è un reattore in costruzione, è uno insieme a quello finlandese di cui avete sentito parlare, è uno dei reattori cosiddetti di terza generazione. C'è un cenno storico abbastanza importante da fare, anche perché insomma, tutto sommato a volte non abbiamo noi stessi molta stima nel nostro paese, ma in realtà l'energia nucleare è sostanzialmente in gran parte un risultato italiano. Enrico Fermi nel 1900 vince il premio Nobel nel 1938 proprio per la scoperta
della fissione nucleare per la realizzazione della prima pila atomica. Questo è il monumento che, ecco qui nel 1900, la pila atomica, diciamo, la pila atomica è più tarda, diciamo, del Nobel. Il Nobel lo vince prima, del 1942 a Chicago, all'Università di Chicago. Non c'è più niente, è rimasto solo questo monumento. Questa foto, tra l'altro, che qui insomma, vale anche la pena ricordarci un po' di storia, è sempre utile perché parliamo di fisica, ma insomma i fisici sono persone umane, e vorrei attirare la vostra attenzione sull'abito di Enrico Fermi. Sembra una cosa abbastanza strana, perché vedete lui veste in maniera molto, questo è il re di Svezia che gli sta dando il premio Nobel, e è vestito in frac, o smoking, insomma frac forse si chiamano questo, vestito da cerimonia classico, probabilmente quello che mettono ancora adesso, no? Questa foto fece molto scalpore, perché Enrico Fermi, in qualità di accademico e ovviamente italiano ai tempi 1938, regime fascista, avrebbe dovuto presentarsi in divisa, con l'uniforme diciamo, a ricevere questa onorificenza, e avrebbe dovuto salutare il re e gli altri dignitari col saluto fascista. Fermi invece si veste appunto normalmente, gli stringe la mano. Dopo questo premio Nobel lui non farà più ritorno in Italia e da lì si imbarca per gli Stati Uniti, e poi tutto il resto della storia lo conoscete. Questa era una piccola digressione, ma importante. E siccome ormai insomma è una quarantina di minuti che parliamo, avviamoci un po' verso la conclusione, insomma anche raccontandovi un po' più in dettaglio di che cos'è la fusione. Allora, questa me l'ha passata, insomma non è un po' un dettaglio, ma consentitemi, la fusione nucleare coinvolge dei nuclei leggeri. Vi ho detto la fissione, quella di Fukushima, di Flamanville, la fissione coinvolge nuclei pesanti, l'uranio è uno degli elementi più pesanti della tavola periodica, l'idrogeno è l'elemento più leggero, vedete, fatto da un solo protone. L'idrogeno ha dei cugini, che si chiamano isotopi, che hanno più o meno la stessa forma, ma hanno un neutrone, si chiama deuterio, protone e neutrone, e due neutroni insieme a un protone, si chiama trizio. Vabbè, sono simili, adesso non vorrei dilungarmi troppo su questo, ma in sostanza il principio della fusione termonucleare è relativamente semplice. Voi dovete cercare di far fondere insieme un nucleo di deuterio a un nucleo di trizio e ottenete cosa? Questo è interessante, elio. L'elio è il gas con cui si gonfiano i palloncini, tanto per capirci, quindi una cosa assolutamente inerte, e un neutrone. Da questo processo si sviluppa energia, perché, anche qui sarebbe un po' lungo, ma credo che tutti noi, se non altro perché insomma ormai la scrivono anche sulle magliette, ricordate questa famosa reazione di Einstein, che l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato, no? Bene, la massa dei due prodotti, l'elio e il neutrone, è più piccola della massa dei due reagenti, del deuterio e del trizio, quindi la massa che manca è andata a finire nell'energia. Come dicevo, c'è un'energia enorme, perché anche se in ogni singola reazione la quantità di energia è piccolina, però abbiamo visto prima che i nuclei sono tanti, no? Ricordate la bottiglia d'acqua, con quanti zeri di atomi, quanti zeri aveva il numero di nuclei o di atomi dentro questa bottiglia d'acqua qui. Quindi se io prendo mezza tonnellata di materia, e se fossi in grado di convertirla tutta in energia con la fusione, avrei un'energia paragonabile al consumo elettrico globale di un anno, d'accordo? Perfetto, ho detto fatto. Perché? Ma qual è il problema? Il problema vero è che occorre convertire la materia in energia, e questo purtroppo non è facile farlo in maniera controllata.